Il Trentino può raddoppiare la sua capacità vaccinale, riusciamo a somministrare il 90% delle dosi che arrivano, questo dimostra la bontà del piano. Tesse le lodi del Trentino, il commissario straordinario per l'emergenza Covid. Le nuove dosi di vaccino per gli over 40 arriveranno, dice, a fine maggio o massimo inizio giugno. I numeri della provincia autonoma sono molto confortanti, qui siamo al 93% sugli over 80 a fronte di una media nazionale che è poco sopra l'88%, anche sugli over 70 siamo oltre l'83% a fronte di una media nazionale che è del 75% e altrettanto sui fragili siamo sopra media, quindi di questo devo dare atto alla provincia autonoma. Bene il discorso dei 42 giorni, da cosa nasce questo voler dilazionare il tempo fra una dose e l'altra, pur rimanendo in quella che è la curva di garanzia dell'efficacia? È dettato dal fatto che il Trentino con questa attività, con questa procedura, è riuscito a fare 33.000 prime dosi in più nella stessa unità di tempo ed è quello che si vuole fare a livello nazionale, dove in un mese si potrebbero fare dai 2 ai 3 milioni di prime inoculazioni in più, che, come diceva il direttore dell'azienda sanitaria, fare un'inoculazione di questo tipo vale più che dare mezzo scudo, è quasi 2/3, ci dicono i dati della rolling review fatta in Gran Bretagna, dove hanno fatto molte decine di milioni di inoculazioni facendo appunto questo tipo di attività, che poi è stata ripresa dal comitato tecnico scientifico. Ricorda invece l'enorme lavoro dei volontari di protezione civile Fabrizio Curcio. Un ringraziamento a tutti i volontari che stanno consentendo di raggiungere questi numeri e consentiranno ancora di aumentare le performance in futuro, non solo perché aiutano il proprio territorio a raggiungere quei valori e quei numeri, ma perché nel frattempo continuano a monitorare, intervenire, lavorare, operare su tutte le altre attività che oggi magari non sono in cima all'agenda, ma che purtroppo la natura periodicamente ci porterà ad affrontare. Quindi io in questo supporto di attività come Dipartimento che facciamo nell'ambito delle responsabilità del commissario, tengo sempre ad evidenziare il fatto che noi dobbiamo sostenerli questi volontari in tutti i modi, e vi prego anche proprio di sottolineare quanto fondamentale sia questa azione generosa e professionale, comunque costante, senza la quale questi risultati non si avrebbero e non si avranno.